Il Liceo Scientifico Sportivo Gianelli di Chiavari pronto per un nuovo anno scolastico, il progetto didattico centrato su inclusività, tecnologia, internazionalità e competenze trasversali. Al via ripristino dei pennelli di Sant'Anna, Sestri Levante, prosegue il piano di messa in sicurezza della costa. A ottobre in programma l'intervento sull'arenile di Renà. 10 milioni di euro dalla Regione per il dragaggio del Golfo di Rapallo, gli interventi tra poco più di un anno, a breve la messa in sicurezza del fondale alla foce del Boati e del San Francesco. Concluso il viaggio del Papa in Africa, giornate intense che lasciano in eredità gioia, speranza, evangelizzazione e la necessità di un cambio di passo nella cura del creato. Piogge, temperature miti, esplode la vendemmia nei boschi. In Liguria l'annata 2019 per la raccolta dei funghi sarà straordinaria, Coldiretti invita al rispetto delle regole. Grande divertimento e partecipazione per il terzo torneo dei Perdonetti, la competizione Street Soccer 3x3 per ragazzi tenutasi in questo fine settimana a San Salvatore. Buonasera a tutti, ben arrivati a questa edizione di Tigullio Oggi che apriamo parlando di scuola. Si scaldano infatti i motori al Liceo Gianelli di Chiavari per l'avvio di un nuovo anno scolastico. Questa scuola paritaria cattolica, afferma il vescovo Monsignor Alberto Tanasini, vuole essere inclusiva, quindi aperta a tutti i giovani e le famiglie che desiderano o per quanto possibile si faciliteranno le iscrizioni di giovani che desiderano far parte del progetto. In coerenza con il nome Gianelli e nello spirito che ha sempre ispirato anche il villaggio del ragazzo, si porrà attenzione alla persona secondo l'antropologia cristiana, con l'impegno a evitare ogni scarto, ma anzi di aiutare nel progresso della formazione degli studi chi avrà più bisogno di sostegno. Il primo collegio docenti ha esaminato il piano di studi per le classi quinte. Gli insegnanti incontreranno i genitori venerdì pomeriggio alle 18:30. Sentiamo. Primo collegio docenti per il Liceo Scientifico Sportivo Gianelli di Chiavari e primo impegno ufficiale per Daniela Loero come coordinatrice didattica. Impegno questo nel quale sarà affiancata da Carla Zignaigo e Stefania Marchino, già insegnanti al Liceo Marconi del Pino, e si avvarrà della collaborazione per alcuni progetti di Lidia Aramini, già vicepreside dell'Istituto Caboto. Tutti i progetti che riguardano i ragazzi, la loro formazione, sono delle sfide e allora per chi come me ha maturato 40 anni di esperienza nella scuola e tutte le sfide che riguardano la formazione comunque sono appetibili e vanno raccolte. Poi questa è una sfida che parte dalla diocesi, quindi un aiuto che mi è stato chiesto e che ritenevo fosse nell'alveo di una disponibilità e volontaria fosse possibile. Il Liceo Scientifico Sportivo, istituito nel 2013 seguendo le indicazioni ministeriali, affianca l'insegnamento di discipline sportive a quello di scienze motorie e sportive e introduce l'insegnamento di diritto ed economia dello sport a partire dal secondo biennio. Nell'ambito della flessibilità verranno introdotte anche alcune caratteristiche specifiche. Migliorare sicuramente l'utilizzo, quindi la conoscenza e anche l'utilizzo delle nuove tecnologie, e abbiamo proprio istituito una materia a sé nel primo biennio e nel secondo biennio. Il secondo obiettivo è quello di cercare di dare una formazione linguistica dell'inglese che non è soltanto mirata alla lingua, ma piuttosto a far sì che i nostri studenti riescano ad acquisire una dimensione internazionale con processi di mobilità, con processi di certificazioni e anche di soggiorni all'estero. E terzo, sicuramente la sfida più grande, una sinergia forte col territorio, sia con tutte le associazioni sportive ma anche con le aziende, proprio perché questo tipo di collaborazione dovrebbe condurli ad acquisire quelle soft skill, quelle competenze trasversali che adesso fanno la differenza poi nel mondo del lavoro. Il liceo, che avrà tutte e 5 le classi, si avvale del lavoro di alcuni insegnanti già operativi al Gianelli negli scorsi anni e di nuovi innesti. Insegnanti giovani, motivati, flessibili, ai quali Daniela Loero ha chiesto di rendere possibile l'impossibile. Spesso quando si ha a che fare con i giovani d'oggi hai la sensazione che difficilmente riuscirai a scalfire quel muro, che è un muro di isolamento, perché le nuove tecnologie di fatto hanno cambiato radicalmente il loro modo di essere e di rapportarsi con l'esterno, e quindi anche poi alla scoperta dei loro interessi e anche delle loro motivazioni più profonde. Quando si dice di rendere possibile l'impossibile, è proprio quello di andare oltre questi muri.
Proseguono gli interventi di carotaggio avviati lungo gli argini e le proprietà di confine del torrente Rupinaro a Chiavari. Gli esperti sono all'opera per reperire e analizzare i dati relativi alla piana alluvionale del fondovalle e ricostruirne il modello geologico funzionale per definire il progetto di messa in sicurezza del corso d'acqua. I punti in cui sono state effettuate le analisi del terreno sono 9. Si è partiti in corrispondenza della curva che il torrente effettua a San Terenziano, completati i sondaggi nel punto di immissione del Rio Lemme nel Rupinaro e nell'area dello stabilimento Ailex. In questi giorni si sta procedendo lungo il Rio Campodonico a monte del Palazzetto dello Sport. Il cronoprogramma prevede la prosecuzione in via degli Lertola, nella zona Copa all'interno del parcheggio di San Pier di Canne, nei terreni privati accanto all'Istituto Assarotti e in corso Genova. I carotaggi sono effettuati a 15 metri di profondità con l'utilizzo di un tubo piezometrico che consente di esaminare la falda acquifera presente in loco. E in tema di messa in sicurezza il comune di Sestri Levante sta proseguendo gli interventi lungo le coste iniziate dopo i danni provocati dalla mareggiata dell'ottobre dello scorso anno. Dopo il rifacimento parziale del litorale di Renà e la diga di Portobello è la volta dei pennelli a protezione del lido di Sant'Anna. Il ripristino dei pennelli a protezione del litorale di Sant'Anna è un intervento cruciale per tutelare l'integrità del tratto di costa e la viabilità stradale. Il Comune ha ottenuto un finanziamento di 100.000 euro dalla Regione come misura volta al ripristino delle opere di difesa degli abitati costieri. Dopo gli interventi che abbiamo avviato poco dopo i danni della mareggiata dell'ottobre del 2018, quindi essenzialmente a ripristino parziale del litorale di Renà, dove adesso ci saranno nuovi e più importanti interventi, e al consolidamento della diga di Portobello, ora è la volta dei pennelli del litorale di Sant'Anna, per cui dopo dei primi interventi di sistemazione il nostro progetto è stato finanziato per 100.000 euro e dai primissimi giorni di settembre ci sarà la posa di massi diciamo conformi a quelle che sono le caratteristiche delle pietre di quell'arenile, fatto da natanti, fatto quindi direttamente a mare e non dalla spiaggia, che andranno a riconsolidare i pennelli in modo che fungano realmente da protezione dell'arenile. Con quell'intervento che nell'arco del mese di ottobre dovrebbe esaurirsi, riteniamo appunto di mettere un punto importante per la protezione di quell'area marina, e poi, come dicevo prima, ci sarà la partenza dell'intervento di 700.000 euro che riguarda invece il consolidamento dell'arenile di Renà, che è stato quello più fortemente danneggiato da tutta la mareggiata dell'ottobre. L'intervento sul lido di Renà, anch'esso finanziato dalla Regione, andrà ad integrare la prima tranche di lavori che aveva permesso di ripristinare la viabilità della strada, dopo che la mareggiata aveva demolito la scogliera di contenimento della piazzetta Belvedere ed eroso l'unico accesso carrabile alla frazione. I vigili del fuoco sono intervenuti nel pomeriggio di quest'oggi per un incidente accaduto al bacino 1 del porto di Genova. Nell'area dei bacini di carenaggio, uno yacht di grandi dimensioni per un errore tecnico si è inclinato al punto di doversi rendere necessario l'intervento dei pompieri. Stiamo vedendo proprio alcune immagini. A bordo si trovavano 6 occupanti che sono stati messi in salvo e sbarcati sulla banchina. 4 di loro hanno riportato ferite lievi e sono stati trasportati all'ospedale Galliera. Secondo una prima ricostruzione, quando l'imbarcazione stava per essere rimessa in acqua nel corso delle operazioni di riempimento del bacino, avrebbe ceduto uno dei pannelli facendo inclinare lo yacht. E sempre i vigili del fuoco di Genova hanno effettuato un altro intervento. Vediamo la notizia pubblicata sul nostro sito teleradiopace.com. Proprio una cercatrice di funghi di 73 anni, mentre stava percorrendo i sentieri alla ricerca dei funghi insieme al marito, sarebbe scivolata per 50 metri sino alla spiaggia sottostante dell'agro di Brugneto. Per il recupero è intervenuta la squadra del distaccamento di Genova Est e l'elicottero Drago. Il personale elisoccorritori si è calato ed ha vericellato a bordo l'infortunata per il trasporto in ospedale. Un rogo per cause ancora ignote ha distrutto nella notte alcuni motocicli e parzialmente danneggiato un'auto a Riva Trigoso a Sestri Levante. Per spegnere le fiamme, intorno alle 2:30 di questa mattina, è intervenuta una squadra dei Vigili del Fuoco di Chiavari. In corso le indagini per chiarire le origini del rogo e, nel caso sia stato doloso, individuarne gli eventuali attori.
hanno ricevuto 190 euro tramite bonifico per la vendita di 3 biglietti per un concerto mai consegnati. Un 31enne ed una 51enne sono stati denunciati dai carabinieri di Casarza Ligure in seguito alla querela della persona lesa che aveva visionato l'offerta su internet. Confermato lo stanziamento di 10 milioni di euro a Rapallo per il dragaggio del Golfo, che inizierà presumibilmente alla fine del 2020. Un'opera attesa da tempo che avrà un prologo già nelle prossime settimane, con la messa in sicurezza del fondale alla foce dei torrenti Boate e San Francesco. Saranno attinti dai fondi europei 10 milioni di euro destinati dalla Regione a Rapallo per il dragaggio completo del Golfo. Il programma dell'intervento è stato dettagliato nel corso di una riunione fiume che si è tenuta in Regione con i tecnici, l'assessore regionale Giacomo Giampedrone, il sindaco Carlo Bagnasco e l'assessore ai lavori pubblici Filippo Lasinio. Le tempistiche sono queste. Entro settembre dovremo dare l'incarico sulla progettazione di questo intervento enorme che riguarderà tutto il Golfo e cuberà circa 10 milioni di euro. 10 milioni di euro che ieri Regione Liguria ha già stanziato per questo tipo di intervento, quindi sarà una corsa contro il tempo per riuscire a rispettare tutte le calendarizzazioni. L'intervento, una volta appaltato, dovrà concludersi obbligatoriamente entro 18 mesi. I tempi tecnici e burocratici per espletare la gara non sono certo brevissimi e quindi l'avvio dei lavori in linea di massima potrebbe essere attorno alla fine del 2020. Secondo il cronoprogramma del Comune, però, in totale il dragaggio potrebbe durare meno di 18 mesi. L'intervento, quindi noi quantifichiamo, però abbia una durata minore di circa 12 mesi, e valuteremo una sospensione chiaramente nel periodo estivo per non andare a impattare sul turismo. Intanto, una settimana fa Rapallo ha ricevuto una cifra pari a poco meno di 1 milione di euro, sempre da Regione Liguria, per finanziare un primo intervento di messa in sicurezza dei fondali, lavori questi che inizieranno a breve. Questo è un intervento altrettanto importante anche dal punto di vista del rischio idrogeologico. L'intervento verrà focalizzato sulle canne focive dei 2 torrenti che sfociano nel nostro Golfo, quindi Boate e San Francesco. Sul Boate in particolare l'intervento sarà leggermente più ampio perché provvederemo a svuotare la vasca di decantazione che c'è alla fine del fiume stesso, che erano ormai anni che era atteso questo intervento. Proseguiremo con l'intervento anche con la messa in sicurezza del fondale, quindi del molo Duca degli Abruzzi. In questo caso le tempistiche quali saranno? Allora, l'intervento in questo caso deve essere appaltato entro la fine di questo mese, quindi entro l'estate prossima l'intervento sarà concluso. Rimaniamo a Rapallo, giro di vite contro l'abbandono dei rifiuti ingombranti e l'indifferenziata. Il Comune ha adottato il gestore nel servizio di nettezza urbana di fototrappole per catturare immagini che possono essere poi visionate dalla Polizia Municipale per sanzionare eventuali trasgressori. Queste strumentazioni saranno posizionate nei luoghi più sensibili all'abbandono dei rifiuti ingombranti, i quali devono essere conferiti attraverso il ritiro programmato gratuito chiamando il numero 800 437 678. Non è stato un cinghiale ad uccidere il 78enne cacciatore residente a Lavagna trovato privo di vita venerdì scorso a Rovegno. L'autopsia ha evidenziato che la morte è stata causata da un colpo di fucile all'inguine. Non è stata chiarita la dinamica dello sparo. Secondo una prima ricostruzione riportata anche da Telepace, sembrava probabile che l'uomo potesse essere morto in seguito alla carica di un cinghiale. Ora apriamo la pagina ecclesiale, andiamo sul sito di Vatican News. Papa Francesco è rientrato in Vaticano, l'aereo sul quale viaggiava il Papa è atterrato poco prima delle 18 all'aeroporto romano di Ciampino dopo 9 ore e 17 minuti di volo. Si è concluso così il 31esimo viaggio apostolico di Francesco che in 7 giorni ha visitato Mozambico, Madagascar e Mauritius. Sentiamo l'editoriale di Andrea Tornielli.
Gioia, speranza e responsabilità è la triplice eredità del viaggio apostolico di Papa Francesco in Mozambico, Madagascar e Mauritius. Lo scrive nel suo editoriale pubblicato su Vatican News il direttore editoriale del Dicastero Vaticano per la Comunicazione Andrea Tornielli. Di questi giorni intensi e straordinari rimangono innanzitutto impressi nella mente i volti pieni di gioia dei bambini, delle donne e degli uomini che hanno accompagnato Francesco lungo le strade ora fangose, ora polverose di Maputo e Antananarivo, e che hanno animato, nel vero senso della parola, le stupende liturgie celebrate nei 3 paesi, scrive Tornielli. La gioia che hanno saputo esprimere, nonostante le difficoltà e le condizioni precarie in cui molti di loro sono costretti a vivere, ha qualcosa da insegnare a tutti. Insegna che nel calcolare il benessere di un popolo non sono sufficienti i parametri legati al dato economico. La fede vissuta, l'amicizia, la capacità di relazione, i legami familiari, la solidarietà, la capacità di godere delle piccole cose, la disponibilità a donarsi, non potranno mai entrare nelle statistiche, si legge ancora nell'editoriale. Secondo Tornielli, il momento più commovente del viaggio è stato l'incontro con gli 8.000 bambini di Akamazoa, nel luogo dove prima si trovava un'enorme discarica e dove ora sorgono piccole ma dignitose casette in mattoni, scuole e luoghi di ricreazione. L'opera iniziata una trentina di anni fa da padre Pedro Peca è uno dei tanti tesori nascosti della Chiesa cattolica nel mondo. Quanti padre Pedro, si chiede il direttore del Dicastero Vaticano per la Comunicazione, ci sono in Africa, Asia e America Latina, ma anche nelle periferie più problematiche dell'Occidente. Contemplando i volti di quei bambini ci si imbatte nell'essenza della Chiesa e della sua missione, evangelizzare e promuovere l'uomo, scegliendo la vicinanza ai più deboli e agli scartati, testimoniando la presenza di un Dio che ha deciso di vivere e rimanere sempre in mezzo al suo popolo, come ha detto Francesco ad Akamazoa. Più volte in questi giorni il Papa ha spronato sacerdoti, religiose e religiosi a ravvivare il fuoco dello spirito missionario che non può prescindere dalla vicinanza a chi soffre. Francesco ha anche invitato a non considerare la condizione dei poveri come una fatalità e così l'altro filo rosso che ha legato gli appuntamenti del viaggio è stato un richiamo alla responsabilità dei governi perché si possano intraprendere nuovi cammini sulla via dello sviluppo, conclude l'editoriale di Andrea Tornielli. Cammini innovativi capaci di mettere in discussione l'attuale modello economico-finanziario, rendendo i popoli protagonisti della costruzione di un futuro più giusto, solidale, rispettoso della dignità della vita, delle culture e delle tradizioni, ma anche rispettoso del creato che è stato donato perché venga trasmesso ai figli senza depredarlo. Messaggi pronunciati in Africa e per l'Africa, ma destinati anche a tutto il mondo. Giovedì alle 21 nell'area esterna dell'Istituto Maria Luigia di Chiavari la compagnia teatrale A Piedi Scalzi di Levi porterà in scena la commedia musicale in 2 tempi Frate Francesco, liberamente ispirata al musical Forza Venite Gente. Il riadattamento e la regia dell'opera sono di Francesca Lamarca e Iris Conti. Lo spettacolo sarà tradotto interamente nella lingua dei segni italiana grazie alla collaborazione di Tita Arpe e Noemi Zerbone. Le offerte che saranno raccolte saranno devolute a Teleradio Pace. Un'anticipazione. Eccoli i tuoi soldi, tieni padre, sono tuoi. Eccoti la giubba e di velluto se la vuoi. Non mi serve nulla, poi non sai, io me ne andrò. Eccoti le scarpe, solo i piedi mi terrò. È la storia di un santo, sì, ma è soprattutto un'occasione per immergersi in un'atmosfera che richiama l'essenziale, alla pienezza, a quella verità che un giovane frate ha voluto assumere come propria, incarnando appieno quella che è stata la vita di Gesù. Frate Francesco, commedia musicale in 2 atti rappresentata dalla compagnia amatoriale A Piedi Scalzi di Levi, nella sua semplicità cerca di ripercorrere le varie tappe della vita del poverello di Assisi, ponendone in rilievo i combattimenti, le contraddizioni, ma anche la profondità di una storia di fede. L'idea parte dal coro interparrocchiale delle comunità della zona pastorale di Levi e Camposasco, ma sin da subito si estende a chiunque abbia il desiderio di mettersi in gioco e far parte del gruppo. Il legame di unità che si consolida offre lo spazio anche ad un altro messaggio, quello dell'integrazione. San Francesco è rappresentato da uno straordinario Nicolò Pagliettini, giovane di talento con la passione per il canto, presidente della sezione chiavarese dell'Unione Italiana Ciechi e Ipovedenti. L'intensità parte proprio da uno sguardo diverso, rivolto al pubblico, in un coinvolgimento che trasforma in un tutt'uno interpreti e spettatori. Accanto a lui un'altrettanto giovane e talentuosa Santa Chiara, impersonata da Francesca Baratta. L'intreccio delle vie
vite di questi due santi coinvolge ed interroga tutti gli altri protagonisti, dall'incredulo e combattuto Pietro Bernardone, interpretato da Gianluca Rolandelli, alla figura curiosa, impertinente e licenciosa al secolo Silvia Lozniker, e poi ad uno tutti gli altri attori e attrici, dai più grandi ai più piccoli, questi ultimi coinvolti in un altro significativo gesto di integrazione, la traduzione nella lingua dei segni italiana del brano conclusivo, l'inno di lode al Signore per tutto ciò che ci circonda, il sole, la luna, le stelle, ma anche l'amicizia, la condivisione e, perché no, la magia del teatro che tutto rinnova e tutto trasforma. Lo spettacolo giovedì sera alle 21 all'Istituto Maria Luigia di Chiavari. Questa sera, nell'ambito della rubrica Si può dare di più, andremo dietro le quinte proprio di questa rappresentazione teatrale che per la prima volta si è esibita a Levi dal Monastero delle Suore Clarisse, e poi proporremo anche il servizio realizzato a Santa Margherita Ligure nel corso della serata condotta da Sandro Giacobbe, Noi per voi. È stato assegnato questa mattina nel Salone di rappresentanza di Villa Durazzo a Santa Margherita Ligure il premio Isaia Berlin, assegnato dal Centro Internazionale di Studi Italiani dell'Università di Genova. Il riconoscimento, intitolato ad uno dei maggiori filosofi e politici del secolo scorso, viene attribuito ogni anno ad una personalità del mondo della cultura per i suoi alti meriti. Per l'edizione 2019 il destinatario del premio è stato Gianfranco Pasquino, politologo, professore emerito dell'Università di Bologna. Alla cerimonia erano presenti il vice sindaco di Santa Margherita Ligure Emanuele Cozio, le assessore Beatrice Tassara e Linda Peruggi, e per la regione Liguria era presente il consigliere Giovanni Boitano. È stata presentata questa mattina a Chiavari la seconda edizione di Chiavari in Cosplay Years, manifestazione culturale che celebra gli appassionati del trasvestimento, cartoons e fumetti per un intero fine settimana. Dal 20 al 22 settembre la città si trasformerà nella Hollywood dei cosplay. Un lungo red carpet attraverserà il centro storico da Corso Millo a Piazza Roma per le sfilate dei performers. Musica live e artisti di strada diventeranno il collegamento tra le varie piazze e aree tematiche. La seconda edizione vede protagonisti anche gli istituti scolastici cittadini quali il Caboto, il Luzzati, il Comprensivo Chiavari 2. E si preannuncia abbondante, e per i primi dati lo confermano, la stagione dei funghi, grazie anche ai cambiamenti climatici di questi ultimi giorni. Entra nel vivo con grande soddisfazione degli appassionati ricercatori. La vendemmia dei boschi sembra soddisfare le attese, ma Coldiretti invita al rispetto delle regole. Sentiamo. La pioggia dei giorni scorsi e l'abbassamento delle temperature possono considerarsi provvidenziali per i cercatori di funghi che, grazie alle condizioni climatiche favorevoli, hanno potuto soddisfare la loro passione e anche il loro palato. Da Levante a Ponente si è potuto procedere a quella che Coldiretti ha definito la vendemmia dei boschi. Porcini, ovoli reali, mazze di tamburo, trulle e alle altre quote le combette. Quest'anno, dicono gli esperti, la raccolta dei funghi in Liguria darà grandi soddisfazioni agli appassionati che, cestino alla mano, stanno battendo i boschi. E la buona quantità di esemplari trovati sta già arricchendo i menù autunnali di agriturismi e ristoranti. Coldiretti tuttavia invita a rispettare i regolamenti comunali per evitare di incorrere in multe salate. Nei comuni dell'entroterra è richiesto il possesso di un tesserino obbligatorio acquistabile nei 31 consorzi presenti, mentre nelle località costiere la raccolta è libera. È bene portare con sé, oltre al tesserino, un documento di identità valido qualora fosse richiesto dagli organi di vigilanza. Il quantitativo massimo consentito per la raccolta è di 3 kg di porcini e affini e di 1 kg di amanita cesarea. Vige anche l'obbligo di indossare giubbini ad alta visibilità. La Liguria, spiega il presidente regionale Coldiretti Gianluca Boeri, ha il più elevato indice di boscosità con una superficie di circa 375.000 ettari. Il bosco è una risorsa che va salvaguardata, così come i frutti spontanei che essa offre. È necessario quindi evitare le improvvisazioni e seguire
seguire alcune importanti regole. Innanzitutto documentarsi sull'itinerario e scegliere i percorsi adatti alle proprie condizioni fisiche. Comunicare a qualcuno il proprio tragitto evitando le escursioni in solitaria. Attenzione ai sentieri nel bosco che possono diventare scivolosi a causa della pioggia. Consultare i bollettini meteo e stare attenti al cambio del tempo. In caso di rischio fulmini, non fermarsi vicino ad alberi, pietre e oggetti acuminati. Usare scarpe e vestiti adatti con scorte di acqua e di cibo. Non raccogliere esemplari sconosciuti. Verificare i limiti alla raccolta con servizi micologici territoriali. Pulire subito i miceti da rami, foglie e terriccio. Per il trasporto meglio usare contenitori rigidi e areati che proteggono il fungo. Per conoscere gli appuntamenti in calendario per la giornata di domani, sfogliamo ora l'agenda di Telepace insieme a Giacomo Rizzi. Appuntamenti in agenda per mercoledì 11 settembre. L'ambulatorio mobile sarà presente in piazzale San Michele a Pieve Ligure. Dalle 8 alle 10:30 sarà possibile effettuare esami del sangue senza prenotazione. Apertura alle visite del Museo Archeologico di Chiavari in via Costaguta dalle ore 9 alle 14. Dalle 10 alle 12 è aperto il Museo Diocesano di Arte Sacra, sito in piazza Nostra Signora dell'Orto a Chiavari. Prosegue il ciclo di incontri pubblici Santa Incontra a Santa Margherita Ligure, organizzati dall'associazione Isaia Berlin. Alle 11:30 nello spazio aperto di Via dell'Arco la conferenza sulla canzone d'autore di Marica Moretti. Alla chiesa di San Michele Arcangelo di Ruta di Camogli sarà inaugurata l'esposizione di Esther Pasqualoni, intitolata Donum, percorsi d'arte contemporanea nei luoghi del sacro. L'inizio alle ore 18:30. A Palazzo Fasci di Sesti Levante si terrà una conferenza sull'Alta Via dei Monti Liguri, l'inizio alle 21. Interverranno Claudio Simonetti, referente per l'Associazione Ospitalità dell'Alta Via, e Marina Bo, presidente del Consorzio Ospitalità Diffusa del Parco dell'Aveto. La parrocchia di Nostra Signora del Ponte Lavagna ospita la conferenza dell'abate Don Stefano Libini, le figure femminili del presbiterio, l'inizio alle 21. Apriamo una pagina sportiva, parliamo di sport e disabilità. Il Comune aiuta l'unica associazione su tutto il territorio ligure a praticare basket in carrozzina. Il grido d'allarme arriva dall'associazione sportiva BIC Genova che, si legge nella nota, versa in difficile situazione economica. A causa dei costi di gestione non è riuscita ad iscriversi al campionato nazionale. Altro scoglio da superare è la difficoltà a trovare una palestra che li possa ospitare, motivo per cui l'associazione attualmente si è dovuta trasferire a Chiavari. Durante l'ultimo Consiglio Comunale di Genova è stato chiesto se il Comune possa farsi carico sia dei costi di iscrizione al campionato, sia di trovare una palestra nel capoluogo. La BIC Genova è l'unica in tutta la Liguria a sostenere iniziative sociali, sport e disabilità. Il torneo dei perdoni si è svolto dal 7 all'8 settembre alla Scuola Rocca di San Salvatore di Cogone. È stato organizzato dal Villaggio Calcio e si è svolto in concomitanza con la tradizionale festa dei perdoni e dei perdonetti. Terza edizione per il torneo dei perdonetti, che ha coinvolto tanti ragazzi dai 7 ai 14 anni, che hanno partecipato alla contesa, divisi in 4 categorie d'età. Il torneo è iniziato la serata di venerdì 6 settembre con le squadre femminili, per continuare con i circa 100 ragazzi che hanno giocato nelle 2 giornate successive. In che cosa consiste questo sport? Allora, questo sport consiste nel gioco del calcio in una gabbia di 8 metri per 16, delimitata da pareti e da reti protettive, anche la rete a cielo. Si gioca 3 contro 3, non ci sono tempi morti in quanto la palla è sempre in movimento. Quindi è un calcio molto tecnico, rapido, di fantasia. I bambini soprattutto si divertono molto perché la palla, come dicevamo, è sempre in movimento e quindi questo per i bambini aiuta molto a divertirsi e a rimanere sempre in gioco. Siamo molto contenti di portare questa disciplina di street soccer, che quindi è un gioco, il gioco proprio che facevamo noi quando eravamo ragazzi, il gioco di strada, che sviluppa molto la parte motoria, la parte di coordinazione dei ragazzi e quindi molto felice di aver fatto questo torneo. Per quanto riguarda il Villaggio Calcio?
Per quanto riguarda il villaggio calcio, quest'anno non ci siamo mai fermati, è stata un'estate ricca di appuntamenti, a partire dal calcio tennis organizzato al villaggio del ragazzo, per poi passare ai vari camp day organizzati per ogni leva che abbiamo noi in associazione, e per poi arrivare alla Dio Dufantin con il servizio bar, e adesso alla manifestazione Torneo dei Perdonetti con la 4 giorni di torneo di calcio in gabbia. E concludiamo con la vela. Nel fine settimana si disputerà a Chiavari la regata velica Coppa Giorgia Lella Gavino, competizione che aprirà il campionato vela d'autunno dello Yacht Club Chiavari Jeannot Sailing Cup. La manifestazione, nata in ricordo di 2 amanti del mare di questo sport, torna alle sue origini proponendo il trofeo Marina Yachting, marchio della moda nautica creato proprio da Giorgia Lella Gavino. La gara è aperta alle classi ORC, IRC, Libera e Jeannot e consiste in un weekend di regata nello specchio acqueo del Golfo Tigullio. Quest'anno, contemporaneamente alla Coppa Gavino, lo Yacht Club Chiavari organizza la Coppa Italia classe J80, un evento nell'evento che aggiungerà prestigio all'intera manifestazione. La manifestazione si aprirà quindi sabato prossimo alle 9:30 per concludersi domenica con la cerimonia di premiazione. E con la vela si conclude questa edizione di Tigullio Oggi. L'appuntamento con l'informazione torna domani mattina alle 7:30 con il TG Rassegna Stampa condotto da Marco Revello, e poi alle 12:45 con la prima edizione di Tigullio Oggi. Grazie a tutti dell'attenzione e buon proseguimento di serata.